Ancora oggi in molti casi l'INAIL ravvede una responsabilità dell'imprenditore qualora ci siano, all'interno delle aziende dei contagiati. E quindi, dateci tutte le opportunità, con un vaccino che è stato certificato. Il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, si esprime a favore della proposta lanciata dal gius lavorista Pietro Ichino di rendere il vaccino obbligatorio nelle aziende. Obiettivo: rendere i luoghi di lavoro sempre più sicuri, garantire alle imprese ad alta vocazione per l'export una corsia preferenziale per chi deve incontrare clienti e fornitori. Sappiamo, leggiamo, ho letto che molte compagnie inizieranno a chiedere il vaccino obbligatorio per viaggiare, quindi, non ci dobbiamo anche in questo, far trovare impreparati. Una proposta che, come per i protocolli sicurezza, dovrà essere concertata con le parti sindacali. Certo è che l'obiettivo comune in una fase di stallo come questa, dove le imprese hanno già investito moltissimo nell'acquisto di dispositivi di protezione e accordi con i laboratori privati sui tamponi, deve essere quello di fare ripartire in maniera tempestiva e sicura le aziende dell'export, una leva importantissima per il rilancio della nostra economia. Io sono assolutamente positivo perché io sono uno di quei lavoratori che dovrebbe partire per andare all'estero, quindi per me prima procediamo con questo e meglio è. Tanto prima o poi il patentino dovremo farcelo tutti. E anch'io faccio lo stesso lavoro, siamo sempre all'estero, quindi non vedo l'ora di poterlo fare per poter andare via. È un obbligo morale, se non mio, io lo faccio per una questione di moralità personale. Lavoro su una fabbrica di metalmeccanica, sarebbe giusto farlo a tutti, perché questo virus che circola sarebbe bello giusto farlo a tutti gli operai, insomma. C'è libertà nella scelta e allora ecco ci vuole tempo, ecco, e bisogna anche rispettare e educarsi a, certo che non venga un'anarchia, ecco, un ostruzionismo, ecco, ci sono valori di fondo che devono reggere questo cambiamento.